Da Rosolina Mare, Pine Beach, questa spiaggia nuova perché da pochi anni qua presente, siamo con il patrone Giancarlo Segato. Buongiorno Giancarlo, come va? Buongiorno Leandro, e oggi partenza a bomba per Pine Beach, tanti appuntamenti quest'anno, questo qua con la diretta di Delta Radio è uno dei tanti che faremo nel weekend. Quest'anno è un assaggio di ciò che sarà Pine Beach, perché Pine Beach non è solo spiaggia, ma dal prossimo anno sarà anche piscina, perché va a riprendere quella che è la originaria piscina Europa, che si chiamerà sempre Pine Beach. Sarà un centro, non vogliamo svelare troppo, però sarà un centro che farà dal giorno alla notte e dall'inverno all'estate sempre un qualcosa sulla località di Rosolina Mare. Quindi facciamo vedere in diretta, questa è la piscina Europa che da un po' di anni è chiusa, che appunto la vostra famiglia gestirà dal prossimo anno, comincia già a progettare. Dobbiamo fare i lavori il prossimo anno, esatto. 2025 ce la facciamo? Ce la faremo. Sappiamo che la vostra famiglia è ogni promessa un debito, quando dite Esatto. siete puntuali, voi non siete solo questo, avete anche la gestione sempre a Rosolina Mare di un altro albergo. Sì, il Pine Beach, quindi omonimo della struttura, con il bar sempre in Viale dei Pini, quindi in punto centrale, e l'Hotel Formula con la spa. Infatti la piscina riprenderà anche quello che è Pura Vita Spa, che sarà al mare, Pura Vita Spa to the beach. E abbiamo cominciato già a fare anche qualcosa in questo senso riguardante il benessere, con dei maestri di sauna dell'AISA direttamente al mattino all'alba, e delle pratiche uniche qua in zona, quindi campane tibetane, risveglio appunto tibetano, più che ne ha più che ne metta. E da non mancare, prossima settimana appuntamento Timba Atomica. Rosolina Mare sarà capitale del latinoamericano per tutta la costa veneta, un appuntamento unico nel suo genere che già abbiamo proposto a giugno, però il 20 luglio ci sarà proprio il 21, anzi una parte viene fatta il 20, una parte il 21, sarà veramente il clou della stagione, insomma. Quindi 2 giorni salseri, che dire, Pine Beach è veramente, come ripetiamo, da un paio di anni aperta, una spiaggia interessante, molto interessante. Complimenti come sempre alla famiglia Segato, che è sempre all'avanguardia, sempre in prima linea, sempre sul pezzo, bravi.